Biverso nasce molti anni fa dai nostri studi scientifici e dalla nostra esperienza clinica, mia, che sono psicoterapeuta, e di Giada, che è la mia socia infermiera. Abbiamo constatato che, e la ricerca ovviamente ci dà supporto di questo, che per stare bene le persone hanno bisogno di una serie di cose, a partire dalla mente per arrivare al corpo, per passare attraverso l'attività fisica e attraverso la nutrizione. Questi, secondo noi, sono i grandi pilastri che sostengono la salute e il benessere delle persone. Da Biverso abbiamo sviluppato appunto i tre cardini della salute, quello della salute che passa attraverso la mente e il corpo, attraverso quindi specialità come la psicoterapia, la psichiatria, tutto il ramo che ha a che fare con la riabilitazione, con la nutrizione, la medicina integrata, la dermatologia, la podologia, la terapia del dolore. Questo proprio per aiutare le persone e accoglierle nelle loro problematiche, che molto spesso hanno bisogno di un approccio globale. Dopodiché abbiamo sviluppato il secondo pilastro, che è quello dell'attività fisica, attraverso il Fitness Lab, in cui facciamo personal training e riabilitazione. Il terzo ramo importante è quello della nutrizione, per cui abbiamo sviluppato il Food Lab, che è un laboratorio di cucina all'interno del quale sviluppiamo diversi progetti e offriamo dei servizi che hanno a che fare col mondo della nutrizione e del cibo sano. Allora, la connessione con il cibo è una connessione molto delicata, perché noi esseri umani siamo onnivori, quindi in teoria dovremmo mangiare di tutto. Il grosso problema è come ci avviciniamo al cibo. Avvicinarci al cibo vuol dire essere in una situazione ideale al fine di avere la miglior digestione possibile, ma di permettere anche all'intestino di svolgere le sue funzioni, che non sono solamente digestive, anzi solamente una piccola parte dell'intestino pensa alla digestione, sono soprattutto ormonali e dobbiamo rispettare i suoi tempi. I suoi tempi prevedono che, per esempio, di sera non si vada a caricare un intestino, perché durante la notte noi produciamo un certo tipo di ormoni che ci serviranno poi durante il giorno per riprodurre energia. E questo è un dato essenziale. La cosa che ultimamente mi chiedono molto spesso i pazienti è di riuscire a trovare un modo per organizzare la settimana. Adesso viviamo in un periodo in cui siamo tutti stressati, tutti di corsa e che abbiamo poco tempo, sia per farci da mangiare, sia anche proprio per organizzare la giornata. Quindi capita molto spesso che si arrivi a casa di corsa, stanchi, e che si mangi la prima cosa che capita. Adesso c'è sempre più attenzione su questa tematica qua, e si cerca sempre di più di riuscire ad equilibrare un piano alimentare in modo ottimale, sia per un discorso di salute proprio personale, ma anche proprio di fare delle cose che siano in realtà anche semplici da gestire. Beh, ovviamente si parte sempre da una materia prima, quello là è, diciamo, che la base della preparazione di un piatto, ma di qualsiasi cosa. Ovviamente più la materia prima è di altissimo livello e più benefici avremo noi, ovviamente, mangiando quel cibo. Ovviamente noi abbiamo diversi percorsi all'interno del nostro centro, per chi abbia voglia e necessità soprattutto, e confezioniamo un percorso all'interno del nostro Food Lab nel prepararsi davanti ovviamente a noi, ma anche dopo, una volta imparato, anche a casa, come prepararsi un piatto genuino, buono e semplice. Allora, come potete vedere alle mie spalle, il nostro Fitness Lab è una zona accogliente di Biverso, nella quale ospitiamo prevalentemente delle sedute di personal trainer individuali o delle mini classi nella quale ospitiamo 4 o 5 utenti al massimo. Anche perché riusciamo a interfacciarci e scambiarci dei dati anche, dato che abbiamo all'interno del Fitness Lab degli strumenti che ci permettono di fare delle misurazioni riguardanti la postura, dati relativi alla forza, e che permettono di dare un valore aggiunto a quella che è una valutazione
diciamo medica, o piuttosto una valutazione fatta da me in funzione di quelle che sono le capacità dell'utente di fare o non fare determinate attività.